6 entrano dalla porta centrale, 2 dalla finestra. Sono 8 in tutto i nuovi parlamentari espressi dalla circoscrizione di Agrigento che approderanno a Sala d'Ercole, 2 in più rispetto alla distribuzione dei seggi, 1 in più rispetto alla passata legislatura, 2 riconfermati, quelli che sono passati dal giudizio del voto di preferenza. Si tratta di Margherita La Rocca Ruvolo dell'UDC di Cesa e di Matteo Mangiacavallo del Movimento 5 Stelle, solo un caso e entrambi legati al versante saccense. Il deputato pentastellato ha conquistato quasi 15.000 preferenze, salendo così sul gradino più alto del podio, mentre la sindaca di Montevago ha messo assieme ben 5.129 consensi. Avere rimesso in piedi un partito di moderati, avere investito attraverso poi figure che si sono spese, perché in questo momento penso a tutti e 6 i candidati della lista, e avere ottenuto un risultato notevole, ecco, io credo che lasci sperare bene intanto per quanto riguarda proprio quella porzione di gente che ancora crede nelle forze moderate, e per battere in qualche modo, perché questo oggi è il tema, quell'ondata di rabbia che poi si trasforma in un voto di protesta. E veniamo alle new entry a Sala d'Ercole. Il secondo seggio dei grillini è andato al favarese Giovanni Di Caro, dipendente comunale, ha raccolto quasi 6.000 voti. Nelle file dei popolari autonomisti, Idea Sicilia esploa di Carmelo Pullara, dirigente dell'ASP Licatese, ha collezionato ben 9.870 voti. E all'Ars arriva anche l'attuale deputato nazionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, per lui 7.737 voti. Al secondo tentativo fa centro un altro saccense, Michele Catanzaro, nelle file del Partito Democratico. Sono molto felice, sono molto contento perché alla fine c'è stato un grande lavoro, non soltanto in questi giorni di campagna elettorale, ma anche nei mesi pregressi della campagna elettorale, e devo dire che c'è stata una grande risposta da parte di tutti i territori, di tanti amici che hanno sostenuto la candidatura, ma che non è la mia candidatura, ma è un progetto politico importante per il nostro territorio. E il territorio agrigentino ha conquistato poi altri 2 seggi grazie al listino legato al neopresidente Nello Musumeci. Ci sarà così il ritorno della ravanosana Giusy Savarino, che era candidata nella lista Diventerà Bellissima, al suo attivo 3.482 voti, e ci sarà anche Roberto Di Mauro, candidato nella lista Popolare Autonomisti Idea Sicilia, che di preferenze ne ha raccolte 7.980. Io credo che Musumeci sia la persona adatta per recuperare il tempo perduto, per rimettere in moto i meccanismi giusti con riferimento ai fondi comunitari e soprattutto l'attenzione verso il tema dei rifiuti e della sanità, che sono le cose che più stanno a cuore ai siciliani. Rifiuti perché tutti quanti vogliamo una Sicilia pulita, una Sicilia accogliente, una Sicilia idonea al turismo in ordine a tutto un sistema integrato che dobbiamo mettere su di beni culturali e il turismo, e il tema della sanità, che è un tema ormai scottante.